Europa, Germania e Francia tramano per la fine della democrazia. Libia, naudi due barchi di pesca sequestrate. Governo Monti, attesa per la manovra. Termini, i siciliani amminazzano di boicottare la Fiat. Benedica a tutti. Secondo le più importanti giornate tedesche di sabato, Germania e Francia vogliono proporre in segreto all'altri stati un nuovo trattato di stabilità. L'accordo prevede che gli stati con bilanci negativi possono perdere la sovranità politica. Questo fosse un altro corpo contro la democrazia in Europa, dopo l'approvazione del Trattato di Lisbona e i nuovi governi di Italia e Grecia, che non hanno legittimazione popolare. Sabato 26 di novembre, il giornale americano New York Times scrisse che le banche come Citigroup, Nomura e Royal Bank stanno preparando un piano per l'emergenza per il crollo dell'euro, diminuendo l'esposizione verso l'eurozona. Il 28 di novembre, a Nairobi, l'autorità corte keniana emanò un mandato d'arresto per il presidente sudanese Omar al-Bashir, con l'accusa di genocidio e crimini contro l'umanità in Darfur. L'ordine d'arresto si fece a causa di una richiesta presentata dalla Commissione internazionale di giuristi. La Libia continua a sequestrare le barche di pesca siciliane. Dopo la Juventud di Mazara, negli ultimi 7 giorni, fermarono nello Golfo di Sirte la Mazzarise Asia e la siracusana Astra, che dopo furono liberate lo passato mercoledì. Pare che un'autorità sovranazionale vuole intervenire per fare rispettare i diritti internazionali quando si parla di pescatori siciliani e no di petrolio. Il 5 di dicembre, il governo Monti presenta al paese la sua prima manovra finanziaria. La domenica passata, lo vecchio premier Berlusconi disse che questa manovra potesse portare con provvedimenti come l'abbassamento della tracciabilità dei pagamenti a 300 euro a uno stato di polizia tributaria. Sabato passato, il governo, la Fiat e i sindicati si accordarono sopra lo piano di mobilità delle travagliature di Termini. A 640 di la Fiat ci dà per 4 anni un incentivo per andare in pensione. La DR Motors si piglia lo stabilimento e la travagliatura della Fiat. Da internet cresce la rabbia dei siciliani, che con lo motto no Termini, no Fiat, dicono che non vanno più accattare macchine Fiat. Una delegazione del Parlamento europeo visitò i centri per gli immigrati in Sicilia. La deputata svedese Cecilia Wikström sabato ammettì che l'Europa avesse potuto fare più assai. Rosario Crocetta disse che lo centro di Salina Grande di Trapani pare un campo di concentramento. Bendica a tutti. Palluni. Lo passato fine di settimana vincero tutti i 5 squadre siciliani dei campionati professionistici. In tale Serie A, lo Palermo, con lo 2-0 contro la Fiorentina, fece il record di 6 vittorie di fila in casa. Lo Catania vinceva a Lecce più 1-0. In tale Lega Pro, lo Siracusa e lo Trapani sono primo e secondo. In tale seconda divisione, lo Milazzo Pignano vinceva più 3-2 con l'Isola Liri. Pallacanestro. Domenica si incontrarono i 2 squadre siciliani della Serie A1 femminili, Priolo e Alcamo. Vincerono gli alcamisi P59-51. Dopo 7 giornate, le 2 squadre sono ultimi con solo una vittoria. Di venerdì 2 a domenica 4 di dicembre si tiene in Palermo lo vecchio deposito delle locomotive di Sant'Erasmo la 12ª edizione di Degustivina. Lo costo dello biglietto è di 15 euro per poter tastare vino, olio e cacio. La domenica le visitature possono tastare la tipica gastronomia palermitana dell'antica focacceria San Francesco. Dello 3 allo 5 di dicembre a Paternò si tiene la festa di Santa Barbara. Le cavalieri teutonici portarono lo culto della santa nella città di Etnea durante il XIII secolo. I cittadini proclamarono Barbara sua patrona dopo la liberazione della peste in tal 1576. Questo è tutto per questa settimana. Ni vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo.